orientamento generale, non come crisi di orientamento particolare. La politica
non è in crisi perché non si occupa dei particolari, perché non guarda la scuola, non guarda l'ospedale, non guarda la fine, non guarda la fabbrica. La politica è in crisi perché la gente sente che ha perso il riferimento alle cose generali, universali, che riguardano tutti, che riguardano la condizione di uomo, la condizione di cittadino, la condizione di persona che partecipa alla vita politica. O noi troviamo questo governamento come un strumento della politica, o noi non abbiamo una politica all'altezza del tempo. E il Consiglio regionale, perché magari in casa nostra, dobbiamo fare il Parlamento, con l'Europa, quello che si vuole, ma stiamo vicino a creare il Consiglio regionale, non so chi è non so neanche guardare quello che si fa su conti, discorsi, il linguaggio, la vecchiezza del linguaggio, la ripetitività del linguaggio usurato, obsoleto, che non tocca l'animo e il cuore del cittadino. E anche questo è il problema, cioè parlare in modo che qualcuno senta dentro di sé le sue responsabilità, i richiami all'impegno, i richiami alla partecipazione. Se non so fare, non è che colpa di servizio. Il Consiglio regionale oggi deve affrontare come primo elemento il suo stesso essere. Io credo che il primo elemento che viene fuori da un'autoanalisi, chiamiamola così, interna del Consiglio regionale è l'irregolatezza del nostro massimo organo rappresentativo a rappresentare oggi per 20 della salute. Perché cosa nasce? Perché cosa nasce questa irregolatezza? Perché il Consiglio si perda dei piccoli sentieri tracciati come quelli che vanno sul tramonto e ricadono nel comune, non ci sono le indicazioni, le frecce, non si sa dove vanno. Non si regolare questo sforzo lo deve fare. Sarà unitario, sarà di distinzione tra le parti, ma su questa l'autonomia dello statuto e della linea che dobbiamo scegliere siamo 30 anni che parliamo. È arrivato il tempo di decidere o no. Prima si è tentata la strada del costituente con pieni poteri, io ho detto la vita, nel primo momento fanno il primo costituente, che era il primo costituente, il Parlamento non lo guarderà più questa proposta, perché non potete chiedere al Parlamento di privarsi del proprio prerogative sovrane in materia di Costituzione. Se ricordiamo questo, non gli rimane nulla. E poi è stata fatta la consulta, il collegio della consulta. Poi prima si sta l'ordine del giorno sulla sovranità, di questo interno, il partigiano dell'azione, ricordo che i consiglieri di Ovestano, che era del giorno esistono documenti di tempo, ma quello che manca, perché qui c'è è una dichiarazione di autodeterminazione, di sovranità del Consiglio regionale, che dichiari quello che è e che si sente di essere. Io ho visto qualcuno del giorno che sono stati presentati, in particolare quello che mi hanno scritto di formato, ma se contemporaneamente il Consiglio regionale decidesse di incaricare una commissione speciale, di guardare le proposte di riforma dello statuto e di liberasse anche di fare contemporaneamente la costituente per il nuovo regime, farebbe una cosa assolutamente contraddittoria e inutile, perché non è oggi il tema della revisione di statuti in campo, è il tema del rapporto strutturale, costituzionale tra noi e la Repubblica Italiana. Noi non siamo più in una fase nella quale vedremo anche non è previsto all'intervento iniziale di avere uno statuto
quello che vogliamo, lo decidiamo noi o ce lo facciamo dare a Carlo Roberto o ce lo facciamo dare a Mussolini o ce lo facciamo dare a Berlusconi. Questa è la cosa per fare il Consiglio regionale. Se il Consiglio regionale non si sente in grado di decidere, allora restiamo negli statuti, teniamoci quello che abbiamo, facciamo un'altra volta la funzione perfetta con l'Italia e non è più, ma questo è il passaggio obbligato del Consiglio regionale. Se poi marceranno le cose fino a poco con la Argentina, sì, come dice Pino, fare il primo partito e poi facciamo la guerra. Vabbè, quasi se questa è la strada, ma è più facile dell'altra. Dice anche Manichetta, è più facile oggi superare tutte le barriere che cosa ci sono, realizzare questo grande movimento, non si capisce bene quale fine, se non lo spieghiamo bene ai cittadini, e poi fare la marcia per ottenere quello che si spera. Io credo che Consiglio regionale possa farlo già oggi. E poi i processi di costruzione, forse così adeguate, non credo avvenirà più o meno in sintonia, ma però quelle cose non possono essere risolute separate. La questione istituzionale e costituzionale, l'assunzione di una responsabilità, di una determinazione, secondo me è essenziale per qualsiasi processo politico. Grazie.